Sono passati 105 anni da quando la Val Magnaboschi e i rilievi circostanti diventarono la scogliera su cui si infransero i sogni di rivalsa dell'impero austro-ungarico, che nel maggio del 1916 diede vita all'offensiva di primavera. I fanti italiani riuscirono a resistere ai tentativi di sfondamento che avrebbero probabilmente cambiato le sorti della Prima Guerra Mondiale. Oggi quelle valli e quelle montagne sono luoghi di pace e di verde, ma ogni anno i fanti rendono omaggio a chi ha vissuto quei giorni e a chi in quei giorni ha perso la vita. Alla celebrazione di domenica in Val Magnaboschi hanno partecipato quasi 100 sezioni e gruppi di fanti provenienti dal Triveneto e da altre zone del nord Italia, assieme ai rappresentanti di regione e provincia e al sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco. Una data importante, a maggior ragione nel centenario del Milite Ignoto, dalla quale ripartire per costruire sulle macerie lasciate dal coronavirus. La chiusura della commemorazione è stata affidata alle toccanti parole del presidente nazionale dei Fanti, Gianni Stucchi.